musa per eccellenza del calcio veronese, il Toro all'assalto della diga. Qui 102 anni fa nasceva una delle società più storiche del pallone scaligero. Qui negli anni 60 e 70 di spettatori ce n'erano anche 5.000 e qui scesi in campo dai famosi 28 gradini sono passati ad avversari giocatori come Del Piero, Damiano Tommasi e allenatori come Scala e Guidolin. E qui, dove grazie alla nave dei bolognesi il San Zeno è ripartito come società satellite del Torino, passa oggi la nuova creatura di Sergio Pellissieri a Clivense. Dal grande passato in ambizioso futuro lo fa la dominatrice del campionato, primo posto, 7 vittorie su 7 e una difesa che rispecchia in pieno il simbolo della squadra, la Liga, visto il solo gol subito finora. La squadra di Allegretti, inoltre, a dispetto di assenze e infortuni, ha ingranato anche sul piano del gioco, come dimostra la raggiante prestazione di una settimana fa in via Sogare con il Crezzi. La missione è impossibile, tocca oggi allora ai Granata di Vasco Guerra, che fanno i conti anche con un cammino incerto. 9 punti e ben 24 gol subiti, quasi tutti, 21 nel solo recente filotto terribile di 4 partite prima della vittoria a ossigeno sul campo del Pozzo 7 giorni fa. Amici sportivi del calcio, per ora ancora dilettantistico, benvenuti all'Arrigo Ligabò di San Zeno, benvenuti nella Busa, benvenuti a San Zeno Clivense, benvenuti da Luca Corradi. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo in diretta, amici sportivi di Teleradio Adige e di Avelia, con la Busa di San Zeno per questo San Zeno Clivense, ottava giornata del campionato di terza categoria Girone D. Siamo appollaiati in una curiosa tribuna stampa qui di fianco ai gradini del campo Ligabò, che si stanno riempiendo e colorando con tanti ombrelli. Puntuale come l'inizio della partita è arrivata anche la pioggia, che inizia a scendere anche circo piosa sul terreno di gioco. Spettatori che saranno già sui 400, ma sicuramente in via di aumento. Squadre che stanno entrando in campo, siamo talmente vicini, amici sportivi, che possiamo sentire i tacchetti sui gradini e anche abbiamo sentito direttamente dagli spogliatoi alle nostre spalle addirittura le urla di carica di entrambe le squadre nel prepartita. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni con cui scendono in campo i 22 titolari e ci saranno naturalmente anche le riserve. San Zeno in campo con Vecchia tra i pali, Ionica, Moretto, lo storico capitano De Pizzolla, poi Presotta, Pizzigallo, Grigolo, Cremon, Filoccamo, Pollina e Ottofaro. In panchina con mister Vasco Guerra ci sono Artioli, Guglielmi, Peraudo, Furlan, Aldegheri, Montanari, Armin, Buchi e Leso. Risponde la squadra bianco-blu di mister Riccardo Allegretti con Pavoni tra i pali, Vallese, De Pani, Benedice e Latini, Tenuti, Mehmedi, Vitale, De Martis, Olivieri e Inserauto. In panchina ci sono Squizzi, Motta, Deisetti, Facciolo, Cavallaro, Felici, Braga, Pasinato e David. Dunque una sorta anche di turnover obbligato per alcuni infortuni. Tra i primi ci viene in mente Motta, che non è sicuramente al 100%, squadre che stanno entrando in campo. Gli assenti sono tantissimi, sempre quelli della Clivense, i soliti Romeo, Gasparato, Castellucci, Facciolo, Anastasi, Schiano e Fasolo. Per il San Zeno invece mancano Ronconi e Marcolini. Squadra in campo con la Clivense in tenuta giallo-blu,
e il San Zeno nella sua storica casacca granata. Vedete e forse anche sentite la pioggia che aumenta e che picchietterà anche sui nostri documenti, sui nostri cartini, sui nostri appunti. Ci piove praticamente addosso, grazie anche alla direzione simpatica del vento in questo momento, ma tutto fa sport, tutto fa passione, tutto fa calcio dilettante. Siamo qui anche oggi sotto l'acqua a raccontarvi la partita della Clivense, che adesso è andata sotto alla Northside che oggi, questa è una notizia importante da dare, non canterà per rispetto nei confronti di Nicole, la ragazza che fa parte del gruppo e che è scomparsa nel tragico incidente stradale nella notte in Santa Maria di Zevio. Ci aggiungiamo allora al cordoglio e al rispetto per questa giovane tifosa che sicuramente guarderà la partita da ben più in alto di noi. Tutto pronto per l'inizio con l'arbitro Simone Spada di Verona che darà il via. Eccolo qui, si comincia, amici sportivi, benvenuti a San Zeno Clivense. Si gioca per via aerea in queste prime battute, il rinvio di Tenuti sulla destra, buon lavoro di Cremon che conserva possesso del pallone, poi lo cede a Ionita. Ottofaro va giù, non c'è punizione, c'è poi per il fallo sull'altro 11, quello in maglia giallo-blu, Inzerauto, autentico protagonista nella scorsa partita stravinta dalla Clivense contro il Crezzi. E Latini. Tenuti, lancio col mancino a cercare ancora Inzerauto, bellissimo il tocco volante di Dionita, poi arriva Vitale che non riesce a mantenere in campo il pallone anche oggi con fascia di capitano Paolo Adriano Vitale, grandissimo gol, quello del 3-0 nella partita del 5-0 su Crezzi. Dionita, anticipo di Tenuti, poi Cremon, lancio a cercare Filocamo, anticipo in diagonale di Vallese, palla fuori, resta in zona di attacco il San Zeno, si prova subito a spingere a dispetto dei pronostici che vedono naturalmente la squadra di Allegretti alla ricerca della vittoria. Pavoni, buona guardia e può rinviare dal fondo. Ricordiamo che la Clivense oggi ha la gustosa opportunità di portarsi a più 4 con una vittoria sull'inseguitrice, il Vestina Nova, che ieri ha pareggiato per 1-1 sul campo della Virtus. Lancio per Inzerauto sul filo del fuorigioco, fa però buona guardia Grigolo. De Pani, anche lui a segno per la prima volta in campionato nella stessa partita, persina fuori il pallone, vedete subito la difficoltà di gestione della sfera su questo terreno di gioco, fatto oggi di qualche zolla un po' sconnessa, ma soprattutto di tanta scivolosità. Lungo con le mani Dionita, poi scivola anche Di Martis, anticipo secco ancora di Vallese che prova l'ennesimo lancio, stavolta per Mehmedi, altro protagonista della gara col Crezzi. Il rispetto di Presot che si rifugia sotto le mura. Vai aperte, marcatura uomo dentro, Luca, occhio! Ha uomo dentro! Con le mani lungo Vallese, questo nuovo schema del calcio moderno. De Pizzol, Tenuti nel posto giusto e molto lontano dalla sua solita zona di competenza, dove torna adesso al piccolo trotto. Il tocco di Olivieri, oggi dal primo minuto si è meritato la fiducia di Allegretti con delle ottime prestazioni, le ultime due in particolare, dove è entrato sempre molto caldo in campo. Non è stato l'unico però, primo che viene in mente anche Braga. Pizzigallo, buon lavoro di Mehmedi. De Pani, altro anticipo dell'attenta difesa sanzenate, non riesce a tenere il pallone Ottofaro nella morsa dei centrocampisti della Clivense, poi scivola De Pani e fa qualcosa di difficilissimo, arriva De Pizzol, palla ancora giallo-blu. De Martis, difficoltà di controllo, partita subito scorbutica, attenzione alla velocità di Filocamo, ci vuole ancora Tenuti a dare una mano
a El Hatimi, che sembrava in un primo momento meno veloce sul breve del suo avversario. De Pizzol cerca di mettere ordine, non c'è nessuno però su questa fascia. Arriva Cremon, messo giù da Vitale, calcio di punizione, il fischio di spada. Buono, dobbiamo dire, l'approccio della squadra di Guerra. Si incarica della battuta Grigolo, che ha segnato finora 2 gol in campionato, entrambi su rigore, entrambi alla prima giornata. Lancio verso l'area, ma direttamente sulla schiena di Mehmedi. Non riparte il contropiede della Clivense. Vallese. Arriva anche Olivieri. Poi fermato Filocamo, subito pericoloso il capocannoniere della squadra granata con 3 gol insieme a Pollina. Attenzione, in aria Autofaro. Pavoni si ritrova tra le mani la palla. Subito un'azione interessante al 5° minuto da parte del San Zeno. Moretto, palla sul destro, il lancio lungo però direttamente da Pavoni. Si torna allora sul binario di destra, quello sotto le mura. Bello il passaggio in avanti per Inzerauto, che in leggero ritardo, infatti Veccia può uscire, per suo il pallone e dimostra subito l'intenzione di non giocare corto. Sinistro oltre la metà campo. Arriva De Pani, la sfera scivola via qui sotto gli ombrelli dei tifosi. Ionita con le mani cerca di guadagnare qualche metro. In avanti ancora per il solito Filocamo, attenzione, palla che scivola. Arriva Pavoni, si scontra anche con Filocamo, che sembra avere la peggio. Gli è franato addosso il giovane portiere ex Legnago. Qualche problema per il centravanti ospite, che però per fortuna si rialza prontamente. Vedete il cenno di spada all'arbitro veronese, che invita il San Zeno a non inviare i rinforzi. Rinvio allora affidato a Pavoni. De Pani non pressa il San Zeno. Vitale, difficoltà di controllo. Ennesimo rinvio con le mani per Ionita. Inzerauto, fermato, recupera Inzerauto. Beneduce, lancio nel vuoto. Si riparte allora da Vallese. In avanti e poi De Martis, non si capisce con Inzerauto, praticamente gli toglie il pallone. E ancora un altro rinvio di Veccia. Siamo all'8° minuto, sempre 0-0. Rinvio complicato per la squadra di Allegretti, che comunque tra le proprie virtù ha sicuramente quella della pazienza. Con le mani stavolta Cremon, cercare De Pizzol, palla che non gli arriva. Poi Olivieri, il tocco di Mehmedi, attenzione, c'è spazio per Inzerauto sul filo del fuorigioco, è buona la palla per il numero 11, area di rigore, palla sul sinistro, Inzerauto! Un'occasione, un gol, subito, palla in rete al 9° minuto, non sbaglia Kevin Inzerauto, gol numero 8 in campionato. E lo abbiamo detto, della pazienza di una squadra che, nonostante il blasone, consentiteci le virgolette, si è messa lì, ha atteso il momento giusto, alla prima occasione in contropiede, assist di Mehmedi, Inzerauto, 2 tocchi, area di rigore, sinistro sotto la pancia di Veccia, e sono 8 in campionato per il giocatore
classe 2001. Moretto, San Zeno colpito nel momento in cui comunque aveva dimostrato di poter anche dire qualcosa dalla metà campo in su. Si deve scuotere subito la squadra di guerra, che adesso ha un compito difficilissimo perché la Clivense ha preso un gol in 7 partite in un'altra abusa fatalità, quella dell'Edera. Davvero un rapace Kevin Inzerauto, un'occasione sfruttata al 100%. Pollina, Ottofaro, Filocamo 1 contro 1 con Elatimi. Operazione non facile visto anche il fisico del giocatore marocchino. Alla meglio però, centravanti in maglia amaranto. Dalla bandierina c'è Pollina per questa rima da corner. Destro a rientrare, palla in alto, attenzione, per un pelo non ci arriva Pizzigallo. Si lamenta infatti Tenuti con i suoi compagni di reparto, cercava di sfruttare la statura, il numero 6 del San Zeno. Pavoni riparte allora da De Pani, guadagna qualche metro, il numero 3 Olivieri, bella il passaggio in verticale, poi il tocco interessante di De Martis, non arriva però il pallone da Inzerauto per l'intervento di Grigolo, che poi subisce anche fallo. Primi cenni d'intesa tra De Martis e Inzerauto, è stato però Mehmedi a fornire l'intelligente perfetto assist dello 0-1. Mancino di Veccia a cercare i suoi avanti, ancora una volta il campo accompagna il pallone direttamente da Pavoni. Tenuti, lo scontro qui tra Ionita e Inzerauto, poi Presot, si lotta a centrocampo, arriva Vitale, va giù, fallo guadagnato dal capitano della Clivense. Elatimi, De Pani deve prima sempre ovviare la difficoltà del controllo. Vitale, buona la finta ai danni di Cremon, ancora Vitale, indispensabile per la tranquillità e l'esperienza con cui gestisce la palla sempre. Poi il lancio stavolta di Elatimi direttamente fra i guantoni fosforescenti di Veccia. La presa Pizzigallo, uscita con i piedi di Pavoni, ancora Ionita su Inzerauto, poi Olivieri, e non può tenere questa palla in campo De Pani. Ionita sotto il pubblico, anticipo di Olivieri utile anche in fase di interdizione. Attenzione, un altro contropiede, ancora Mehmedi, stavolta Pizzigallo lo ferma, ma ancora il giocatore macedone, palla al piede, cerca dall'altra parte Vallese, qui c'è fallo guadagnato da Mehmedi, anzi commesso dal numero 7 della Clivense. Con il destro allora Moretto, ex Alba Bogoroma classe 81. Il destro poi, bello, buon lavoro da parte di Pollina, e al 14° minuto si registra un altro tentativo del San Zeno, il secondo. Verso la porta di Pavoni, che non ha avuto problemi a bloccare. Lancio di Elatimi verso De Martis, un po' in mezzo tra i due attaccanti della Clivense. Moretto, Beneduce,
cerca di mantenere il pallone dentro il campo, ci riesce anche grazie a Olivieri che prende un pestone, eccolo lì, individuato da Spada. Puntuale il fischio, direttore di gara. Ancora Olivieri a lanciare con il destro. Palla in mezzo, tocco di Beneduce, si resta lì, tenuti, proiezione offensiva, arriva Vitale, Inzerauto, in mezzo c'è forse fuori gioco, si prosegue e poi sbroglia la difesa del San Zeno con il lancio in avanti, ma non può mai raggiungere questo pallone Ottofaro, stretto nella mossa tra Elatimi e De Pani, più Pavoni che si impossessa del pallone. Eccolo Elatimi, classe 99 come il suo portiere. Vallese, De Martis sulla traiettoria, Inzerauto, sale Vitale, il pallone per Mehmedi, in mezzo a due, la prende Grigolo, Veccia, palla sotto di noi, arriva quasi in panchina. Cambio palla allora per De Pani. Mehmedi, come sempre mobilissimo. Inzerauto, Beneduce, carica il destro direttamente sulla schiena di Pizzigallo, insiste la Clivense, poi sbagliato il controllo di Vallese, contropiede del San Zeno, ma altra palla imprendibile su questo manto qua per Filocamo, che sta comunque correndo tantissimo. Pavoni, tenuti, De Pani, cambia piede e torna dal suo regista difensivo, lancio preciso De Martis, tentativo di traversone, qualche problema per Grigolo che poi trova un tunnel abbastanza fortuito. Ottofaro pesta sul pallone, poi si scontra anche con il suo capitano, ma De Pizzol cerca di mettere ordine e guadagna un fallo laterale. Cremon lascia l'incombenza a Ionita. In avanti ancora per Filocamo che finisce giù, non c'è fallo. Beneduce, tenuti. Rinvio dalle parti di Inzerauto, la prende lui. Pizzigallo, buono il primo tocco, pessimo il secondo. De Pani. Ancora l'uscita di Grigolo, palla è fuori, vediamo cosa decide l'arbitro. Indicazioni di Vitale, di nome e di fatto per la sua squadra. Tenuti, Pavoni, Elatimi, scambia con Beneduce, poi sbaglia Elatimi. Pizzigallo cerca di difendere il pallone, ci riesce, poi in verticale non la prendono né Ottofaro né Filocamo. Apprezzabili tentativi del San Zeno di orchestrare palla a terra, forse un po' forzati a volte, però queste giocate per vie verticali. Olivieri, guardate quanto si abbassa il numero 10 della Clivense, ancora un allungamento da parte di De Martis. Inzerauto, serie di finte, in avanti troppo lunga, imprendibile, voleva restituire il pallone al numero 9. Ancora Pizzigallo, ennesimo tentativo in avanti, ancora una volta troppo lungo, a spazio De Pani. Beneduce, Olivieri, praticamente 3 registi a centrocampo per la Clivense. Bello il lancio per Vitale, siamo sul limite dell'area, ancora Vitale, rientra, palla sul destro, arriva De Pani, pressato da Ionita, 1 contro 1. Bella la prima finta, ma c'è un altro giocatore e poi alla fine funziona il raddoppio dei Granata. Ionita e Cremon con
con le indicazioni di Vasco Guerra qualche metro sotto la nostra postazione. De Pani, Mehmedi, fermato ancora da Ionita che non molla un centimetro. Vitale guadagna l'ennesimo pallone, ancora Mehmedi, arriva anche De Pizzol, conquista il pallone, attenzione a Fiocamo in mezzo a due, grande intervento di Elatimi che aveva preso il pallone, ma Spada non è di questo avviso e tira fuori addirittura il giallo. Ha sicuramente preso il pallone Elatimi, poi il giocatore del San Zeno è un po' inciampato addosso, rimane anche a terra tra l'altro Filocamo che davvero lotta come un leone, grande generosità per il numero 9 del San Zeno. È un giallo anche pesante perché insomma va a condizionare probabilmente la prestazione di Elatimi, difensore centrale, perché siamo solo al 20°. Dovrà giocare tutto il resto della partita con questo fardello da rispettare. Guadagna posizione a centro area Filocamo, mentre Grigolo è pronto a recapitare il pallone proprio in quella direzione. Difesa alta della Clevense sul limite dell'area. Lancio lungo. Attenzione, palla che resta lì. Beneduce, poi Vitale anticipato. Questo è fallo. Anzi no, si va avanti. Ma riesce Vitale a recuperare il pallone. Allora riparte la Clivense. Beneduce, troppo forte questo pallone, colpito con la punta del piede, con l'intenzione di verticalizzare per Inzerauto. Si spiegano intanto il direttore di gara e il numero 8 di casa, Cremon, forse ancora per l'azione precedente in area della Clivense. Clivense che ha dimostrato di poter essere letale in contropiede, e anche stavolta, così come è già successo a Vestellanova, a sbloccare il risultato è stata proprio una ripartenza della squadra di Allegretti. Il lancio nel cerchio di centrocampo, scontro aereo tra Pizzigallo e Olivieri. De Martis può girarsi questa volta, rimontato da Pollina che gli ruba il pallone, va anche giù ma perde il possesso. Vallese, Beneduce, qualche secondo per decidere l'impostazione. Olivieri, Vitale lascia scorrere il pallone. Inzerauto in area per Mehmedi, cerca di girarsi. Vitale, palla sul destro verso Veccia che la allontana di pugno direttamente tra le mura, poteva forse bloccarla qui l'estremo difensore del San Zeno, non si è fidato. Arriva Vallese, Mehmedi in mezzo a due, sguscia via, ne supera un altro. Olivieri poi centra proprio Mehmedi e poi sinistro di Beneduce Murato. Vitale, Vitale, bello il destro, centrale però. Al 23° arriva una conclusione della Clivense. Una gara che ha offerto fin qui tanto agonismo, tanta battaglia in senso sportivo, non molte occasioni da gol. Qui c'è forse fallo per il San Zeno. Curiosa questa decisione anche con De Pizzol e Pizzigallo, due giocatori di San Zeno che avevano stretto a sandwich Vitale, ma è stato il capitano della Clivense a commettere fallo secondo Spada. Il solito destro di Grigolo, inconfondibile. Palla lunghissima sul secondo palo, non era male l'idea, ma non ci è arrivato Filocamo. Pavoni l'ha capito e ha fatto un passo indietro. Cambio fascia di capitano intanto per De Pizzol, che rientra oggi dall'infortunio, stringe i denti, può giocare dal primo minuto. E la Timi, Pavoni, Tenuti, tiene ritmi bassi la Clivense. E la Timi,
cerca il lancio ancora per il solito schema con De Martis fra le linee ad allungare, schema che finora ha prodotto pochi risultati. Pavoni, Vallese, lancio per Inzerauto, Grigolo, attenzione a McMahdy, Inzerauto in area, Inzerauto messo giù, è calcio di rigore. Il fallo di Ionita al 25esimo, è stato ingenuo qui Ionita perché forse Inzerauto la palla non la prendeva, si è preso anche il giallo, il numero 2 della Sanzeno. Contatto che c'è stato con l'attaccante della Clivense. Qualche problema per Inzerauto perché vengono chiamati i soccorsi dalla panchina. Calcio di rigore dunque per la Clivense, che ha l'opportunità di ottimizzare il risultato con queste verticalizzazioni, spesso anche in contropiede. La squadra di Allegretti mette in difficoltà il Sanzeno tagliando in verticale il campo. Stavolta Inzerauto era proprio davanti a Veccia e il portiere era intervenuto in anticipo, aveva già la palla in mano, ma Ionita ha rovinato tutto. Vediamo se Inzerauto recupera, perché sembra un problema alla caviglia a destra nello scontro con il robusto numero 2 avversario, che come vedete ha questa curiosità, gioca con due scarpe una diversa dall'altra per colore. Parecchio zoppicante Inzerauto, accompagnato fuori da McMahdy. Vediamo se riesce a restare in campo, mentre è già pronto De Martis sul dischetto. Cristian De Martis alla ricerca del suo primo gol in campionato, il numero 9. Parte De Martis con il destro, palla fuori. Errore del dischetto, dunque si resta sullo 0-1. Angolato troppo De Martis. E dunque risultato che resta in bilico, non allunga la squadra ospite. Se ne va al 27esimo questa ghiotta opportunità, mentre Inzerauto, molto zoppicante, è rientrato in campo, si spiega anche con Ionita. Vediamo se riuscirà a dare il meglio sul piano fisico. Tenuti anticipa anche De Pani. Episodio che carica comunque senz'altro la squadra di casa, questo. Squadra di casa subito in proiezione offensiva. Ionita, Filocamo, anticipato De Pizzol da De Pani, che può anche battere il fallo laterale. Lancio lunghissimo di De Pani, De Pizzol, Beneduce protegge il pallone e riparte dai Latini, che può avanzare, scappa via sulla fascia Vallese. Attenzione ai Latini, che la stava per combinare grossa, infatti perde il pallone. Poi Pizzigallo se l'allunga troppo, forse c'è un tocco, così è infatti calcio d'angolo, dice Spada. Qui errore di superficialità da parte del numero 3 della Clivense, che regala il pallone agli avversari. Poteva anche nascere un buon contropiede. Calcio d'angolo allora affidato al destro di Luca Moretto. Palla in mezzo, Tenuti sbroglia la matassa, attenzione al contropiede, Vitale è già ripartito il reparto offensivo della Clivense. Inzerauto
il tocco di De Pizzol, ancora in Zerauto. Pizzigallo in mezzo a tre, la mette giù, trova un corridoio molto interessante per Moretto, messo giù. Qui c'è forse un giallo, perché l'intervento è da dietro da parte di Vallese. Terzo giallo di una partita che sta salendo sul piano agonistico. A finire sul taccuino di spada sono stati Elatimi e Vallese per gli ospiti e Ionita nell'occasione del rigore per la squadra di casa. Qui intervento da dietro giudicato falloso, anche forse un po' pericoloso su Moretto, che era andato via. Palla al piede, un'altra ventina buona di tifosi forse si possono vedere sopra le mura, qualche metro in su rispetto a Moretto che sta per battere. Ha smesso di piovere intanto. Ancora Moretto, destro corto stavolta. De Martis, stop elegante. Vallese scivola, si trascina il pallone fuori e qui non è, lo abbiamo detto più volte, la condizione ideale per tentare le giocate di fino. Si lotta sulla fascia. Ancora Moretto con le mani, si sgola intanto Guerra nella panchina di casa. Si riparte da Pavoni. Spalti gremiti qui al Ligabò con tutti i numerosi infortunati e assenti della Clivense che sono in un gruppetto qui vicino a noi, a pochi passi. Grande spirito di squadra per i ragazzi di Allegretti. Rilancio intanto di Presot. Vallese per i Latini. Pavoni chiamato in causa un paio di volte finora, interventi non trascendentali. Tenuti, non pressa il Sanzeno. Vallese ancora per De Martis che ci arriva, e qui c'è un altro giallo in arrivo probabilmente, almeno questa era la nostra indicazione. Contiamo veramente poco, come è giusto che sia, perché decide l'arbitro e non assegna nessun provvedimento disciplinare. In netto ritardo qui Presot su De Martis. Graziato, il giocatore del Sanzeno. Olivieri cerca di guadagnare un metro, subito redarguito. Scusa. Olivieri, destro in mezzo, palla che passa direttamente sul fondo. Non abbiamo visto se fosse di prima o di seconda il tiro e la decisione dell'arbitro. Comunque sfera che scivola via sul fondo e allora Vecchia a rinviare. Siamo al 33esimo, amici sportivi. Regge lo 0-1 firmato in Zerauto al 9° minuto. De Pani, De Martis, tanto movimento per il numero 9 della Clivense. Ottimo lavoro ancora di Vitale, poi gioca bene la Clivense, è troppo veloce qui Vallese, era scappato via, è rimasto indietro il pallone. Apprezzabile comunque il tentativo di gioco. De Martis fermato stavolta. De Pizzol, scontri aerei a centrocampo, ancora De Martis, messo giù, una spinta da parte di Pizzigallo che aiuta sportivamente il suo avversario a rialzarsi. Vitale senza fretta, c'è Olivieri che reclama il pallone, lo serve Tenuti. Il lancio per De Martis, palla che resta lì e poi il tocco forse di Ionita che infatti spedisce in calcio d'angolo. Posto giusto per il numero 2 del Sanzeno che ha impedito
a Mehmedi di arrivare sulla sfera, concedendo però il tiro della bandierina affidato al destro di Olivieri. Palla in mezzo, allungata fuori da Pizzigallo. Arriva Vallese. Scambia con Inzerauto. Trova tra le linee in area Mehmedi, poi De Pizzol, buono l'intervento e l'allungo per Pollina, da solo contro 4, deve mantenere il possesso del pallone. Ottimo il lavoro del numero 10 del San Zeno, davvero molto bravo. Presot addosso ad Olivieri. Beneduce mette ordine. Tenuti da fermo. De Pani. Vitale aggredito da De Pizzol, che però inciampa da solo. Ancora una volta la cosa giusta per il capitano della Clivense. E la Timi avanza. Olivieri si sposta, Vallese con lo servito, palla che se rimbalza sarà imprendibile, così infatti ci stava comunque questo tentativo di lancio, con Vallese che si sta facendo delle galoppate in pieno stile Fieracavalli, tanto per stare in tema. Squadre cortissime nei pressi del centrocampo. Pallone che arriva proprio lì. De Martis. De Pizzol. Ottofaro, bello il tocco volante. Poi attenzione a Tenuti che anticipa a servire Pavoni, molto bravo a tenere la palla in campo, evitare il calcio d'angolo. E la Timi. Beneduce. Ancora le lunghe leve del numero 3 marocchino. Vallese. Riparte da dietro la Clivense. Lancio stavolta per Vitale, che non può tenere in campo questo pallone. Arriva Ionita. De Pani. Inzerauto. Cerca lo scambio con De Martis, fermato da Pizzigallo. Arriva Veccia e non ci pensa su e sparacchia in avanti direttamente dai Latini. Reclama il pallone Mehmedi, che si è mosso per tutta la partita su tutto il fronte offensivo della sua squadra. Pizzigallo, ancora un buon lavoro, guadagna metri, poi lancia in avanti per Filocamo, in mezzo a 3. Ancora il numero 6 e poi uno scontro con il fallo fischiato contro Pollina, che aveva cercato ancora una volta la giocata di Fino. Apprezzabile comunque la cifra tecnica del numero 10 di casa, che a dispetto delle condizioni del terreno di gioco cerca di mettere in campo tutta la sua tecnica. Tenuti. De Pani. Di Pizzol. Ancora problemi di equilibrio, viene anche pressato, riesce a servire Ottofaro, palla in avanti per il numero 8 Pavoni, buona l'uscita, bravo anche a gestire il campo scivoloso il portiere della Clivense senza uscire dall'area. Vallese carica il destro, poi sceglie le vie centrali. Vitale, sempre tocchi corti da parte del capitano. Tenuti. De Pani, arriva Ionita, 1 contro 1, ancora De Pani, pressato, scivola, stavolta vince il numero 2 e poi viene anche toccato duro, calcio di punizione e un po' a muso duro i due giocatori in scene da Far West che fanno un po' salire l'adrenalina qui sugli spalti. Già battuto intanto Grigolo per fortuna, poi durissimo l'intervento con De Pani che riesce a mantenere il possesso del pallone, sale il tasso agonistico
e naturalmente questa è una cosa che ci si aspetta in partite di questo tipo, sempre nei limiti. Ci auguriamo della sportività. Qui sbaglia il rinvio con le mani Ionita, rimessa invertita. Grigolo, anticipo su Mehmedi, poi tentativo di tunnel di Ottofaro sostenuti che non ci casca. Mehmedi per Inzerauto, palla che scivola. Inzerauto non l'aggancia, era comunque fuori gioco il numero 11 della Clivense. Aveva preso il pallone in ogni caso Veccia, puntuale nell'uscita. Invio dalle parti di De Martis, anticipato dal suo stesso compagno di squadra Olivieri. Ancora il 10, palla lunga e in mezzo a 2. Infatti scivola via. Minuto 40 nel primo tempo, 0-1. Decide ancora Inzerauto. Moretto. Beneduce, invitato a cambiare fronte di gioco. Operazione riuscita, poi ancora una volta Vitale troppo lungo. Cremon per De Pizzol che con una torsione prova a servire Filocamo che rincorre come un forsennato e Latimi. Non molla veramente San Zeno, che sul piano della volontà, dell'umiltà e della grinta va comunque apprezzato. È ancora in partita la squadra di Vasco Guerra. Tenuti e Latimi. Vallese stavolta arresta la cavalcata sulla fascia. De Martis solito a lungo e poi cerca di spiegarsi con Inzerauto. Lancio di Grigolo, Tenuti con il petto direttamente per De Pani. Poi buono lo scambio corto per Vitale. Ne fa fuori 2. Poi perde il pallone. Arriva però il Latimi. Fallo qui, fischiato con qualche secondo di ritardo. Stava aspettando l'arbitro lo sviluppo del gioco. Intervento falloso da parte di Pollina, mentre è rimasto a terra Vitale per l'intervento precedente. Ancora in ginocchio il capitano della Clivense, infatti Spada si avvicina. Problema per la gamba destra, con Vitale che si può rialzare. Tutti al limite dell'area. Difesa alta per il San Zeno. Parte Olivieri sulla barriera, ancora in area, e poi il Inzerauto in rovesciata spettacolare, palla che resta lì. Pizzigallo, Ottofaro gira su se stesso, operazione difficile e riuscita. Pollina sbaglia tutto e vanifica un discreto tentativo di contropiede da parte del San Zeno, ben orchestrato da Ottofaro. Beneduce, lancio lungo per Mehmedi che allunga, arriva Veccia e si tuffa sulla palla. Ancora 2 minuti più recupero al termine del primo tempo. Rinvio di Veccia. Tenuti, scontro aereo, palla che resta lì, c'è Pavoni che arriva e senza troppi problemi sparacchia in tribuna dove qualche tifoso non era propriamente pronto e l'ha presa praticamente sugli occhiali. Con le mani Cremon, De Pizzol guadagna qualche metro la squadra di Guerra. Arriva anche Grigolo, ma viene fermato e richiamato dal suo mister che lo invita a tornare indietro. De Martis messo giù, è fallo ed è una punizione preziosa per guadagnare tempo
e allontanare il pericolo da quella zona scivolosa del campo in tutti i sensi. Rinvio subito di Pavoni per Inzerauto. Ionita nel posto giusto, si è scontrato addirittura con Grigolo. Cremon, Fiocamo sbaglia questa volta, poi Cremon mette giù Vitale che non molla. Grandissima operazione di mantenimento del pallone per Vitale. Cremon, verticale, c'è Tenuti, rinvio, palla che torna al numero 8, arriva anche Inzerauto in anticipo su Cremon. Siamo ancora lì a 30 secondi dal 45esimo. Grigolo rischia, Inzerauto gli porta via il pallone, attenzione, Inzerauto se ne va, c'è McMahon in mezzo, palla sul sinistro e poi palla che resta lì. Grande occasione per Inzerauto, decisivo Presot che salva letteralmente i suoi al tramonto del primo tempo. Saranno 2 minuti di recupero come indicato in questo momento dal direttore di gara. Iniziano in questo preciso istante. Grande occasione per la Clivense, che poteva chiudere il primo tempo con una mazzata molto importante sul piano del morale, sia per se stessa che per gli avversari. Decisivo Presot, intervento di quelli che alzano il voto in pagella. E Latini, Olivieri, ancora per De Martis, la prende Zerauto stavolta. McMahon, limite dell'area, palla sul sinistro ed eccolo qui il 2-0 spettacolare di Sky McMahon, secondo gol consecutivo. Va sotto la Northside 94, fresca di 27 anni, compiuti la settimana scorsa. Dedica inequivocabile per i suoi tifosi. Bellissimo anche questo gol, e qui la qualità fa la differenza. Secondo gol in campionato, il secondo consecutivo per il giocatore macedone. È già ripartito il San Zeno mentre alcuni giocatori della Crevense stavano ancora festeggiando. Pizzigallo, lancio lunghissimo che terminerà la sua corsa sul fondo. Mezzo minuto al termine, vediamo se c'è tempo per un altro accenno di battaglia lì in mezzo al campo, dove abbiamo visto anche giocate interessanti, comunque sicuramente valide sul piano agonistico. Qui si ferma addirittura Tenuti, aspetta solo il fischio di Spada che non arriva. E Latini, eccola qui la mazzata che dicevamo al morale in positivo per la Crevense, naturalmente sull'altro piatto della bilancia per la squadra avversaria, che si trova adesso con il doppio svantaggio da recuperare. L'aveva scongiurato in un paio di occasioni, quella del rigore calciato fuori da De Martis e poi quella del contropiede sventato da Presot. Buon lavoro qui di Tenuti. 47esimo che è scaduto da una ventina di secondi, si gioca ancora. De Pizzol, ecco il fischio di Spada, si va al riposo su questo risultato. San Zeno 0, Crevense 2, i gol al nono Inzerauto su assist di McMahon, lo stesso giocatore macedone a siglare con un bellissimo sinistro sotto l'incrocio il gol del 2-0 al 46esimo. Amici sportivi, a tra poco per il secondo tempo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming.
Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
L'avete visto? Ho perso 200 euro. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fa? Con la sua rete wireless Di nuovo in diretta, amici telespettatori, con il secondo tempo che è ripreso da 16 secondi. Si riparte dallo 0-2 della prima frazione di gioco a favore della Clivense, grazie ai gol di Inzerauto e di Mehmedi. Non ci sono state sostituzioni nell'intervallo, quindi di nuovo in campo gli stessi 22 del primo tempo. Clivense che inizia con questo colpo di testa dell'autore del gol del 2-0, davvero bellissimo, sinistro all'incrocio dopo uno stop di destra da fuori area. Moretto cerca e trova Ottofaro, la finta, palla che resta lì, poi il destro da parte di Filocamo. Mentre ha ricominciato a piovere in maniera abbondante, si sono anche accesi i riflettori qui nella mitica Busa Sanzenate, con atmosfera che si fa più particolare. Prova la Clivense, gioco di fino, non riuscita questa operazione a Beneduce. De Pani, stop volante, forse con le mani, no, la palla è uscita. Ancora De Pani alle prese con Filocamo, cerca di far scorrere il pallone e Latini. Pizzigallo, uno dei migliori dei suoi, fermato in maniera regolare da De Martis, che ha sicuramente voglia di riscatto dopo il rigore fallito sullo 0-1. Attenzione a Mehmedi, c'è il lancio in avanti per Vallese, galoppata del numero 2.
palla sul destro, tenuta in campo, gran lavoro qui di Pollina, anche lui ha giocato un buon primo tempo. Il fischio da parte dell'arbitro, c'è un giocatore del San Zeno a terra, probabilmente Pizzigallo, mentre comincia di nuovo a piovere sui nostri appunti. Prendetemi qualche metro, prendetemi. Vado per lanciare, eravamo piatti. Gioco fermo. Era sfumata comunque l'azione della Clivense, tentativo di contropiede, l'abbiamo detto più volte, la Clivense è una squadra che sa ben incarnare anche lo spirito di questa categoria, di questi campetti difficili nel calcio dilettantistico, con l'unità di chi a volte si difende e riparte anche in contropiede. Non a caso la squadra di Allegretti ha preso finora un solo gol nella più italica delle filosofie calcistiche, primo non prenderle. Certo, non si può dire che sia una squadra che si arrocca in difesa, di certo ha una solidità, una quadratura tattica che le permettono di massimizzare entrambe le fasi, sia quella di possesso che di non possesso palla. Beneduce con il naso, ancora il numero 4, si scontra con De Pizzol, Inzerauto, Moretto, prova Pollina, poi arriva Beneduce ma palla ancora fuori, con le mani Moretto. Attenzione che la palla resta lì, la spinta di Pizzigallo, tutto buono, il lancio a servire Cremon sulla destra, De Pani con le mani dietro la schiena, ancora Cremon, palla sul sinistro, messa in mezzo e la Tini in qualche modo sparacchia fuori. Ionita, ottimo anticipo, non sbaglia però e offre il fianco al contropiede della Clivense. Inzerauto era forse in fuorigioco, riesce comunque a impossessarsi del pallone. Attenzione Inzerauto, quella è la sua mattonella. Inzerauto, palla sul destro, Inzerauto, palo! Altra azione devastante di Kevin Inzerauto a centimetri dallo 0-3 e dal suo gol numero 9 in campionato. Adesso iniziano ad avere una certa proporzione le occasioni fallite della Clivense. Attenzione perché la squadra delle due in avanti, ancora Inzerauto, palla sul destro, Inzerauto colpisce Mehmedi nella parte meno nobile, Tenuti, ancora Inzerauto e dappertutto carica una rovesciata, fermato da Pizzigallo che lo sposta. Aveva già provato nel primo tempo la rovesciata, Inzerauto riuscendoci solo in parte. Il fallo qui con De Martis che è planato sulla caviglia di Filocamo a terra, molto dolorante. Qui c'è giallo per De Martis, è il terzo della Clivense. Molto dolorante il giocatore del San Zeno a terra, uno scontro sicuramente fortuito, non cattivo, ma si sono aggrovigliate le caviglie dei due giocatori. Eccolo qui lo spray magico da parte del giocatore barra massaggiatore barra soccorritore, tutto fare, e funziona subito lo spray magico. Eccolo lì, guardate, si rialza Filocamo e comunque terzo giallo per la Clivense dopo quelli di Elatini e Valese nel primo tempo. È stata ammonita invece per il San Zeno Ionita in occasione del rigore causato ai danni di Inzerauto, poi fallito da De Martis. Primo cambio della partita, fuori Ottofaro, al suo posto entra Armin Cosmico, rientra anche lui oggi. Sul pallone c'è Moretto con il destro a recapitare verso l'area, tutti ammucchiati là i giocatori. Lancio verso Grigolo, l'anticipo di De Pani, poi De Pizzol, tutto lontano dal terreno di gioco con palla volante, e la Timi anche lui sparacchi alto direttamente fuori. Pioggia e riflettori, amici sportivi, in questa
domenica d'autunno, con la Clivense che sta imponendo il risultato 0-2 qui alla Busa di San Zeno, con le mani Ionita come sempre, ancora verso Filocamo, ennesimo duello con De Pani. Sono in 3 adesso i giocatori della Clivense, è arrivato anche Beneduce a dare una mano, finisce giù De Pani, calcio di punizione. Ricordiamo anche i prossimi impegni delle due squadre. Settimana che viene vedrà il San Zeno in casa dell'Arena in Borgo Roma, la Clivense in casa invece in via Sogare contro l'Atletico Squara, formazione di Montorio. Beneduce, Vallese svirgola, errore del classe 2003, molto attivo sulla fascia, con le mani Moretto. Beneduce, ancora Vallese, primo pallone tentato di giocare da parte di Armin Mezrich, poi lo scontro tra De Pani e il numero 8 Vince Cremon, ancora si deve girare però, cerca di aiutarlo De Pizzol, ma è arrivato anche Vitale e come sempre fa la cosa giusta. Lanci in avanti, Memedi, De Martis, bello il contropiede della Clivense con Vallese che deve fare un'operazione molto difficile, ovvero controllare in corsa il pallone su questo terreno di gioco. Missione fallita. E la Timi mette giù Filocamo che però si lascia scendere, si lascia cadere. Ecco, fase di gioco non particolarmente godibile sul piano tecnico. Ancora il numero 9, eccolo Armin, fermato dai latini che prende il pallone. Attenzione al contropiede, De Martis ha spazio, rincorso da Pizzigallo, bello il passaggio per Memedi che sbaglia il controllo. Era in fuorigioco però il numero 7, autore del gol dello 0-2. Si protesta vibrantemente a centrocampo per l'intervento precedente su Mezrich, mentre c'è anche il primo e secondo cambio per la Clivense. Vediamo chi esce. Fuori Vallese e De Martis. Dentro Motta, che insomma dimostra allora di poter giocare a dispetto del problema al polpaccio, e anche Pasinato, oggi investito per così dire dal turnover di mister Allegretti, giocatore di ottima caratura tecnica. Pasinato con la testa a Pizzigallo, eccolo subito Motta che prova ad allungare la falcata, bello il passaggio per Inzerauto, Presot, non è finita, arriva Vallese, controllo con il tacco, sterzata, Pasinato, palla sul destro, murato da Grigolo, non è finita, poi il sinistro, bellissimo di Beneduce, gran parata di Veccia, e azione che sfuma, bella questa azione con la parata di Veccia su Beneduce a impedire il gol del 3-0. Clivense che, come è già successo in altre partite, cerca di uscire alla distanza. Pasinato prova subito a mettere in mostra le sue qualità balistiche, poi il tocco intelligente di Ionita per Veccia, subito la cosa giusta anche per Motta, entrato in campo da pochi istanti, verticalizzazione perfetta per Inzerauto. Pollina perde il pallone, arriva Beneduce, lo conserva, scambia due volte con Olivieri che fallisce, tentativo di ridare il pallone ai suoi. Lancio di Moretto, non si capisce con Mezrich, poi arriva De Pizzol, Filocamo 1 contro 1 con Elatini, area di rigore, controllo con il tacco, va giù, commette fallo perché ha toccato con le mani e si prende il giallo Filocamo, secondo ammonito della sua squadra.
abbiamo capito se per una sorta di simulazione, sembrava più scivolato, o forse per il tocco con la mano. Forse un po' cumulativa questa decisione dell'arbitro, perché erano un paio di minuti che il centravanti cercava il contatto, cercava il fallo in maniera un po' insistente. Se ne è accorto evidentemente Spada. Invio di Pavoni. Palla direttamente da Veccia, il suo omologo dall'altra parte. Altro rinvio. Pizzigallo. Buona stavolta il prolungamento per Mezric che va giù da solo. Guadagna comunque un buon calcio d'angolo per l'intervento di Tenuti. Attacca il San Zeno per riaprire la partita. È ancora in gara la squadra di Vasco Guerra. Dalla bandierina il numero 10 Pollina. Attenzione di testa e poi gol! Palla in rete, ha segnato Pizzigallo. È stato il più veloce di tutti a intervenire sul pallone. Stavolta Pavoni non ha potuto fare niente, mentre c'è un attimo di nervosismo con Inzerauto che cerca un po' di provocare, o meglio viene a muso duro con Ionita. Uno scontro che avevamo già visto. Attenzione perché l'arbitro ha in mano i cartellini e Ionita è già ammonito. Avevamo visto male, chiediamo scusa a Inzerauto che non stava provocando nessuno, si era solo impadronito del pallone. Siamo sull'1-2 però, una partita come dicevamo tutt'altro che chiusa per il gol di Pizzigallo su questa azione da calcio d'angolo. È il secondo gol subito in campionato dalla Clivense dopo quello dell'Edera. Evidentemente le buse e questo tipo di fortini non portano benissimo alle difesa di Allegretti, che rimane in ogni caso di gran lunga la meno battuta non solo del suo girone ma anche di tutti e tre quelli della Veronese di terza. Con la testa De Pani, rinvio di Elatini, ci crede un po' di più adesso la squadra di casa, naturalmente spinta anche dal suo pubblico. Lancio lungo di Moretto, De Pani, ancora Moretto, De Pizzol, difficile l'aggancio di Mezric e poi un quasi spettacolare autogol di Beneduce sul rinvio di Tenuti. E rieccola qui l'occasione della situazione precedente, un altro corner sempre da quella mattonella, sempre con Pollina. Palla in mezzo, messa fuori della Timi, arriva Moretto, cerca il controtraversone direttamente da Pavoni che non ha problemi. Partita che si è accesa ancora di più grazie al gol di Pizzigallo. È il primo gol in campionato per il numero 6 che, lo dicevamo già qualche minuto prima, è uno dei migliori dei suoi. Attenzione a Inzerauto, cerca il sinistro a giro, colpita con l'esterno però la palla se ne va sul fondo. E Veccia può rinviare. Mezz'ora al termine della partita, mezz'ora tutta da seguire, con la Clivense adesso in vantaggio di misura 1-2. Vitale, c'è un fallo però commesso da Pasinato su De Pizzol. Olivieri guadagna anche lui un calcio di punizione. Non tirano mai dietro la gamba quelli del San Zeno lì in mezzo al campo. È tutta da sudare questa partita per i ragazzi di Allegretti. Motta deve ancora familiarizzare col terreno di gioco, infatti perde il pallone. Ionita, palla scaraventata in avanti dove c'è Elatini
che torna da Pavoni, non pressa l'attacco del San Zeno. Rinvio lungo allora dell'estremo difensore clivense. Inzerauto riesce a mantenere il possesso del pallone, poi c'è fallo forse di Presot, non fischia l'arbitro. E Pizzol, pallone imprendibile per Pollina nonostante la generosa corsa del bravo numero 10 in maglia granata. Con le mani De Pani che si è spostato, come vedete, sulla fascia destra, lasciando la sinistra a Motta dopo l'uscita dal campo di Vallese. Stremato il giovane laterale cambiato da Allegretti. Memedi, rumore di scarpate, sentite fino qui, ma non c'è fallo. Con le mani De Pani, Inzerauto come sempre francobollato da Presot, e sfera che passa direttamente da Veccia. Beneduce, Moretto, Filocamo cerca un controllo con il tacco, operazione fallita. Motta mette giù molto bene per Memedi, fronte sinistro, Memedi prova ad allungare la falcata, poi per il destro di Pasinato, poi Vitale, destro, palla fuori, provato dalla distanza il capitano, e questo è, se vogliamo, una nota di merito per la difesa del San Zeno, che era posizionata bene, ha costretto l'attacco della Clivense alla conclusione un po' forzata. Lancio lungo di Veccia, Pizzigallo anticipato stavolta da Pasinato, che ha colpito anche, preso una botta sulla nuca. Resta il San Zeno in possesso del pallone. Moretto, De Pani, Pizzigallo tenta addirittura il tiro con palla che va in fallo laterale. Abbiamo visto di meglio e abbiamo anche visto poco di peggio in questa partita rispetto a quest'ultima giocata. Ancora il San Zeno in avanti con tentativo di combinazione di tacco da parte di Mezric, altro corner guadagnato da Pollina, che va a battere. Restano in avanti Pasinato e Inzerauto per la Clivense, che si difende in 9. Ancora il numero 5, a millimetri dal pareggio, Presot. Che occasione! E ancora una volta su calcio d'angolo trema la difesa della Clivense. Moretto, Beneduce, un po' a caso stavolta, momento di non grandissima lucidità da parte della squadra ospite. De Pizzol va giù, calcio di punizione, scontro tra i due numeri 4 e altro cartellino giallo, stavolta per Beneduce. Al 21esimo è addirittura il quarto ammonito per la Clivense, dopo i Lattimi, Vallese e De Martis. È rimasto giù De Pizzol, problemi al polpaccio per lui. San Zeno dunque vicinissimo al pareggio con il colpo di testa di Presot su calcio d'angolo. Sale ancora Presot in mezzo all'area di rigore nel tentativo di fare da torre. Vedete, francobollato dal suo pari numero Elatimi, il più alto della Clivense, quindi torre contro torre. Con il destro Moretto, palla corta, ancora Moretto, controllo con la coscia e poi scivola, perde il pallone. Beneduce, lancio per Vitale che deve tenerla in campo, non ce la fa.
È arrivato a sinistra addirittura Ionita, dar manforte a Moretto che era scivolato. Vedete il numero 2 che recupera posizione dall'altra parte del campo. Lancio per Filocamo, 1 contro 1 con Elatimi. Ottimo lavoro anche stavolta di Medric che si lancia tra mille urla. Filocamo cerca un compagno che non esiste, poi va giù. Non fischia più Spada in questo momento, non ha ravvisato falli. Poi Motta esce spettacolarmente, palla al piede dalla sua zona. Memedi, contropiede del Clivense. Motta cerca l'1-2 con Memedi, fallito, ma aveva fatto qualcosa di memorabile Motta nell'uscire palla al piede in mezzo a 3. Poi ha sbagliato la cosa più facile. Sempre tono agonistico molto acceso, soprattutto quando hanno la palla gli attaccanti del San Zeno che cercano il contatto, la punizione, non sempre assistiti dal direttore di gara. Attenzione a Cremon, area di rigore, palla cercata in mezzo, buon lavoro di Motta insieme a Tenuti. Batte subito Medric, però è nel posto giusto Memedi. In avanti per Motta, arriva Grigolo e Latimi, si resta lì, Presot sul sinistro, fuori gioco per Filocamo che era comunque ben controllato da Elatimi verso l'esterno. Sfuma questa azione pericolosa del San Zeno, mentre è pronto un altro cambio per la Clivense. Qui sotto la nostra postazione sta per entrare Braga, autore di un gol spettacolare, l'ultimo nel 5-0 sul Crezzi la settimana scorsa. Esce Olivieri, quindi il giocatore tecnico per un altro giocatore molto tecnico. Buona la partita di Olivieri, di sacrificio, di ordine, niente di sfavillante, ma un buon aiuto in cabina di regia. Adesso quindi c'è anche Braga. Motta, Memedi cerca di girarsi, arriva Vitale che tiene il pallone, ancora il giocatore macedone sul primo pallone toccato molto bene da Braga. Memedi la mette in mezzo, inzerato sinistro, Veccia la prende, ma che bella azione della Clivense. 25esimo. E poi autotunnel, molto bello, di Pizzigallo. Inzerauto, destro-sinistro, in mezzo a 2, gli resta lì la rovesciata. Le prova sempre queste cose lui, davvero un folletto impazzito, numero 11 della Clivense. Sempre molto spettacolare, molto istintivo. Tanto cuore per Kevin Inzerauto, che prima o dopo la porta in questo campionato con una giocata del genere la troverà. E saranno ancora più applausi per lui, che già 8 ne ha buttate dentro in 8 giornate, quindi media molto facile da calcolare, un gol a gara. Moretto, ancora Inzerauto, De Pizzol, Moretto, pallone consegnato alla Clivense, tocco di tacco di Memedi, Presot, ennesima cosa giusta della sua partita, mentre Veccia sparacchia in tribuna fra gli ombrelli. De Pani, Memedi, rinvio di Grigolo per Filocamo, anticipato bene da Elatimi, e poi un fallaccio di De Pizzol su Vitale. Vitale non accetta le scuse dell'altro capitano e c'è già il cartellino in mano per Spada indirizzato al capitano del San Zeno. Eccolo qui. Intervento un po', diciamo, evitabile, senz'altro questo di De Pizzola, anche vista l'esperienza e la correttezza del giocatore numero 4, giocatore di grande esperienza. Rimane molto dolorante a terra Vitale. E diventano 7 gli ammoniti in questa partita, che di sconti non ne ha risparmiati. De Pizzol si spiega con l'arbitro, va a chiedere scusa, si è accorto della gravità di quanto accaduto e adesso le scuse sono accettate da parte di Vitale, che può rialzarsi.
viene anche dissetato. Questa scenetta abbastanza divertente. E ne ha prese oggi di scarpate il buon Paolo Adriano Vitale. Bene Ducek. Palla colpita molto male. Poi fallo sui latini in una posizione molto interessante. C'è già Braga che si avvicina. Qui fallo completamente regalato da parte dei difensori del San Zeno alla Clivense. Eccolo lì Braga col suo destro, pronto sul pallone, ha già regalato 2, anzi 3 magie. 2 le ha fatte in casa dell'Edra, una proprio su punizione. E poi quel destro bellissimo a giro all'incrocio sul finire della gara col Crezzi. Non c'è dubbio, batterà Braga con il destro, anche se lì vicino c'è Vitale che però è ancora zoppicante. Carica il destro Federico Braga, parte, colpisce e veccia, però è nel palo giusto, nessun problema. Poi lancia via il pallone con troppa fretta e vanifica la buona parata. Se ne va anche questa occasione per la Clivense, che rimane in vantaggio di un solo gol in una partita tutt'altro che chiusa. Solita rima per il fallo laterale De Pani con le mani. Perde il pallone stavolta il terzino della Clivense, molto generoso per lui, tanti chilometri avanti e indietro. Mentre il cronometro dice che siamo alla mezz'ora del secondo tempo. San Zeno 1, Clivense 2. Ha riaperto tutto Pizzigallo con Presot poi a 1 millimetro dal 2-2, clamoroso. Pasinato, va giù anche lui, non c'è fallo. Arriva Motta che sbaglia il controllo, ferma tutto Spada, perché ci sono 2 giocatori a terra. Uno è De Pizzol che stavolta sembra quasi alzare bandiera bianca, almeno dalla postura del corpo. Vediamo se è in grado di proseguire, forse solo crampi per lui che non giocava da un po'. Sarebbe un colpo duro. Vediamo un po' cosa dice Riccardo De Pizzol. Prima guarda la panchina, poi si gira, quindi forse ce la fa e sta in campo. Si riprende con un fallo laterale. Beneduce sbatte su Ionita, poi recupera il pallone. Grigolo, ancora De Pizzol con Filocamo e poi il lancio di Pasinato. Tutto per aria, arriva Vitale, mette giù, cerca l'1 contro 1 in velocità, ma in mezzo a 3 maglia Amaranto. Altro giocatore del San Zeno per terra in una sfida che veramente ha regalato tanti colpi in senso stretto. Vediamo qual è il problema di questo giocatore, mentre c'è pronto ad entrare anche Aldegheri per il San Zeno. (32esimo intanto, 2-1 per la Clivense sul San Zeno. Clivense in cerca dell'8º successo in altrettante partite, andrebbe a +4 sul Vestenanova che ieri ha pareggiato in casa della Virtus. Andrebbe inoltre a +7 sulla terza, il Borgo San Pancrazio che oggi riposa. Ma ripartita intanto la gara. De Pizzol interviene, si resta lì.
chiesto il cambio intanto, anzi può rientrare il giocatore del San Zeno infortunato. E la Timi, ennesimo scontro volante con Medric. Pavoni, buono il rilancio a trovare in avanti Inzerauto. La sterzata, pallone sul destro, tentativo sbilenco di lancio, ma palla pervenuta a Pasinato che deve difenderla adesso in mezzo a tre. Va giù, c'è il fallo. Esperienza qui per Pasinato, che appena si è sentito pressato e toccato è andato giù. Infatti ben 5 giocatori del San Zeno a protestare da spada. Operazione, come sappiamo bene, assolutamente inutile, perché mai abbiamo visto un direttore di gara cambiare idea di fronte a proteste di una squadra, per fortuna. Mentre c'è il cambio per il San Zeno, esce Capitan De Pizzol, che ha giocato una partita di grande qualità oltre che quantità. Gli applausi della tribuna. Al suo posto c'è Aldegheri, Demetrio Aldegheri. Non abbiamo visto a chi è andata la fascetta, ma ve lo diremo a breve. Sul pallone ancora Braga, nonostante ci si sia spostati su una zona di competenza più di un mancino. La fascetta è andata probabilmente a Grigolo. Ecco Braga con il destro. Parte Braga, il tiro deviato. Calcio d'angolo con la schiena ionita ad allungare oltre la traversa in direzione Portapaglio. Ancora Braga con il destro. Palla messa lì, Veccia, poi si resta lì e c'è un fallo fischiato contro la Clivense per l'intervento sul portiere da parte di De Pani. 35esimo, 10 al termine più recupero, 1-2 per la Clivense qui nella Busa del San Zeno. Medric, De Pani, Beneduce, si lotta furiosamente a centrocampo, specie su questi palloni alti che non toccano mai per terra. Toni sempre molto accesi. De Pani, Memedi, scivola Pasinato, arriva Beneduce, poi Ionita su Inzerauto in maniera scorbutica ma vincente. Un liscio. Pasinato, Memedi, palla colpita male, può rinviare il San Zeno. Medric che non la tiene in campo. Un'autentica battaglia fisica quella tra il numero 18 in maglia granata e il numero 5 della Clivense e la Timi. Buono il lavoro di Braga, poi Moretto guadagna il possesso del pallone. Cremon sulla destra, sbagliato tutto, c'è Motta, rimedia Cremon. Ionita senza troppo badare all'estetica. Vitale ne ha ancora per questi scatti il capitano ovunque. Braga perde il pallone, rilancio troppo frettoloso qui di Pizzigallo. C'è Pavoni mentre si scontrano Medric e la Timi. Attenzione qui perché era un'azione con Medric in sicuro ritardo rispetto al pallone. Non sarebbe mai arrivato sulla palla il giocatore bosniaco, però
i giocatori del San Zeno lamentano un'eventualità di ultimo uomo. Palla che era già tra le mani, anzi tra i piedi di Pavoni. Vediamo cosa decide, se la cava con il giallo e il rosso. Il giallo è per Beneduce e il rosso è per Elatimi, e adesso va in difficoltà, può andare potenzialmente in difficoltà la Clivense, perché siamo sul 2-1, giocherà questi ultimi minuti in uno in meno la squadra di Allegretti. Forse il giallo era per Pasinato, perché Beneduce era già ammonito, e vediamo che rimane in campo. L'espulso è Elatini, questo è sicuro. Peraltro da una situazione pericolosa, una zona che può ingolosire i giocatori del San Zeno nel tiro in porta. Sul pallone c'è il talentuoso Armin Medric, c'è anche Grigolo, che abbiamo già detto ha segnato 2 gol sul rigore, ma sembra intenzionato il 18 a calciare in porta. Barriera di solo 3 uomini, quella chiesta da Pavoni. Rincorsa corta, parte Medric sulla barriera, per la precisione sulle scarpe di Pasinato. Sfuma questa opportunità per il San Zeno, che resta in zona d'attacco. Beneduce, c'è da soffrire ancora parecchio per la Clivense. Attenzione, Armin Medric va giù, era in fuorigioco sul tocco di petto, immaginiamo, di Presot. Di certo non era in fuorigioco il 5 su rimessa laterale. Mentre c'è un altro cambio, vediamo come risistema la squadra Allegretti dopo l'espulsione di Elatimi, perché manca un perno lì in mezzo. Fuori Mehmedi e dentro Felici. Giocatore nato in Ucraina, Filippo Felici. Invio di Pavoni, tutti da seguire questi ultimi 6 minuti più recupero. Intervento prezioso ancora una volta di Vitale. Beneduce, ci crede adesso il San Zeno, spinto dal pubblico della Busa. Cremon, pallone che gli ritorna, scambia sulla destra, poi buon numero, parte nel nuovo entrato il Degheri. Ancora Cremon, dribbling secco su Felici, palla in mezzo, si butta per terra Filocamo. Braga con tutta la calma del mondo, operazione non facile. Rinvio di Pavoni a dimostrazione di una certa apprensione adesso nella squadra di casa. Scontro tra Inzerauto e Moretto. Buon lavoro di Inzerauto. Ancora lui. Pollina è in vantaggio De Pani. Momenti concitati di questa gara. Cremon scambia con Moretto, palla sul sinistro, in area allungata da Tenuti, stava per intervenire in maniera pericolosa il Degheri. Pavoni trova Felici, pallone lasciato scorrere e messo fuori poi dal onnipresente Pizzigallo. Braga adesso anche molto aggressiva la squadra di casa. Medric, ottimo lavoro di Beneduce. Rivio di Motta, sbilenco però, palla contro secoli di mura. Tre e mezzo più recupero alla fine. Motta, altro pallone sparacchiato via. Pizzigallo, poi Pasinato e poi un pestone non volontario di Inzerauto su Presot, crediamo, che è rimasto a terra. Presot è intervenuto sul pallone in anticipo, Inzerauto ci ha pestato sopra, ha trovato la caviglia dell'avversario in maniera senz'altro non volontaria. Si spiegano i due con animi che per fortuna restano relativamente non accesi.
rimessa con le mani per Vitale, con la Clivense che ha l'assoluto bisogno di tenere ritmi bassi, soprattutto sul piano agonistico. Moretto, Braga cerca ancora Inzerauto in area di rigore, palla messa in mezzo, il tocco di Grigolo sotto la Northside 94 che si riaccende per queste battute finali con tutta la calma del mondo. Braga, due più recupero alla fine. Dalla bandierina Braga, destro sul secondo palo, Inzerauto la rimette dentro e poi allontanato il pallone. Vitale, liscio, clamoroso e pericoloso, arriva Medric che commette fallo su De Pani, era arrivato prima il numero 3 sul pallone. Arriva Pavoni che lancerà lungo in area di rigore. Lancio lungo direttamente da Veccia che la chiama e la blocca. È pronto al controrinvio. Zero schemi adesso naturalmente per questo ultimo minuto più recupero di gioco. Sul 2-1 per la Clivense che è rimasta in 10 da 6-7 minuti. Motta deve girarsi. Palla fuori, Cremon. Mezrich chiama un tocco di mano. Rinvio di Tenuti. Arriva anche Grigolo. Ancora Mezrich, la tocca lui per ultimo. Questa è una buona notizia per la Clivense perché sarà rimessa dal fondo. Pavoni che va a recuperare palla vicino alla bandierina. 20 secondi al 90°. In attesa anche di vedere la mano dell'arbitro che si alza. Eccola qui, 5 minuti di recupero. Moretto, Beneduce, grande partita del numero 4 della Clivense. Attenzione adesso Apollina e grande intervento di Vitale sul pallone. Spada fischia però. Da un fallo c'è anche un giallo addirittura per Vitale. Intervento giudicato falloso, era nettamente sul pallone la scivolata di Vitale, senz'altro verso l'uomo, ma sembrava una rimessa laterale. Invece è diventato un giallo per Vitale e un calcio di punizione. 1, 2, 3, li stiamo contando amici sportivi. Sono 6 ammoniti della Clivense più un rosso e 3 del San Zeno. Minuto 46. Un rosso anche adesso ad un giocatore della panchina che è il numero 17. Siamo riusciti a vederlo, è Montanari, espulso dalla panchina. Davvero il momento più difficile finora e più delicato della stagione della Clivense finora, con questi finali concitati nella Busa di San Zeno. La Clivense in 10 e questo calcio di punizione per Grigolo che recapiterà in mezzo. Tutti in area adesso i giocatori, all'eccezione di Veccia e di Ionita. Parte Grigolo, palla messa in mezzo, la colpisce Medric. Che occasione! Un brivido pazzesco lungo la schiena dei giocatori e dei tifosi della squadra della Diga. Rinvio di Pavoni.
Siamo nel corso del 48esimo, 2 minuti abbondanti alla fine. La butta via Beneduce, Inzerauto in mezzo a 4. Pizzigallo, Presotta, campanile. Arriva Pollina di esperienza, De Pani lo spinge, gli fa cascare il pallone addosso senza fallo, anzi era vitale. Naturalmente secondi che sembrano lunghissimi per una squadra, cortissimi per l'altra. Beneduce mette un po' in difficoltà Motta, che deve sparacchiare, lo fa infatti verso Inzerauto in mezzo a 3. Grigolo fa valere i suoi numerosi centimetri. Rinvio di Veccia. Cremon, Motta, saltato il primo avversario, subito anche fallo, meglio di così non poteva fare il numero 13 della Clivense. E arriva Pavoni per guadagnare altri secondi e soprattutto altri metri. 1 minuto e 40 al termine del 95. Senza fretta Pavoni trova Motta, che non riesce a tenere il pallone in campo. Ionita, ancora Ionita a cercare e trovare Pollina, ma è decisivo ancora una volta Vitale, che si lancia su ogni pallone. A sportellate Inzerauto con Pizzigallo, la conferma della grinta del numero 11 della Clivense, che senz'altro ha meno chili rispetto al 6 avversario. Vitale, Pasinato con molta fretta, poi all'indietro Ionita. 40 secondi al termine della partita, ultima azione del match, rinvio di Veccia. Armin la prende, poi Tenuti. Pizzigallo anticipato in maniera fallosa da Inzerauto. Attenzione, c'è giallo anche per lui. Cartellino facile oggi per Spada. 10 ammoniti e un espulso, un bollettino di guerra. Non sembra in effetti così cattiva questa partita, ma questo quanto decretato a livello disciplinare da Simone Spada di Verona. Alla battuta addirittura Veccia nel cerchio di centrocampo. Ultima azione della gara, è già scaduto il 95esimo. Partita teoricamente finita da 10 secondi. Lancio in aria, il colpo di testa, Pavoni la blocca, la inchioda per terra e sul rinvio probabilmente ci sarà l'agognato fischio per la Clivense da parte di Spada. Il lancio lungo, si gioca ancora, liscio di Ionita, arriva Moretto con il sinistro, palla lunghissima, Grigolo, Medric, Pollina, poi l'intervento sul pallone di De Pani. Urlano tutti, arriva Spada che dà un altro fallo, ma la partita è finita. Siamo al 51esimo. E quindi un'altra occasione per il San Zeno. Non abbiamo capito bene il motivo di questo ulteriore recupero. Rinvio di Veccia, palla in mezzo da Pavoni che la prende e adesso sì, è finita. Eccolo qui, il fischio. Con tanta fatica, tanto cuore, la Clivense vince ancora, sono 8-8. Un finale concitatissimo sul filo del rasoio, con il San Zeno che ci ha provato fino all'ultimo, grazie anche a praticamente 7 minuti di recupero a fronte dei 5 inizialmente decretati. Vince 2-1 la Clivense, gol al 9 del primo tempo Inzerauto, al 46esimo Memedi e poi nella ripresa al 14esimo Pizzigallo. Clivense che va a 24 punti, consolida il primato in classifica, più 4 sul Vestenanova che ha anche una gara in più. Amici sportivi di Teleradio Adige e di Avelia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.